L'odierno pluralismo religioso sarà il primo tema che sarà sviluppato nel corso del convegno in programma sabato mattina a Chiavari nell'ambito del percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso. Lo affronterà il teologo Brunetto Salvarani. Il secondo intervento previsto è quello di padre Claudio Monge, responsabile del Centro Domenicano per il dialogo interreligioso e culturale a Istanbul, che affronterà il tema Nella Bibbia, il fondamento del dialogo tra ebrei, cristiani e musulmani. Infine interverrà il direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Don Giuliano Savina, che descriverà le parole di gesti di dialogo della Chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi. Il convegno è aperto a tutti, ma sono stati invitati particolarmente insegnanti e catechisti. L'importanza è innanzitutto quello di conoscere, che è la prima base per poi dialogare. Quindi questo convegno è l'occasione anche di conoscere la bellezza di un confronto tra le religioni, anche perché un insegnante vede oggi in classe sempre più presenze anche di ragazzi che provengono da altri paesi e da altre religioni. Sia per il catechista sia insegnare ai ragazzi che poi loro siano a contatto al giorno d'oggi con molte realtà non cristiane o non cattoliche, ma soprattutto non cristiane, è importante che il catechista abbia qualche riferimento, qualche messaggio. Ecco. La giornata proseguirà con lo Shabbat di tutti, un pranzo accompagnato da musica e riflessione guidato da Miriam Camerini. Abbiamo così cercato di far dialogare anche le tradizioni e quindi abbiamo direi inventato proprio un menù in cui la tradizione ligure si incontrerà con i sapori tipici della tradizione medio orientale. Nel pomeriggio alle 17 alla Società Economica la tavola rotonda aperta alla città dedicata al tema il dialogo interreligioso e la vita della polis. Il tema del dialogo interreligioso, quindi della presenza e del rapporto tra le diverse religioni, ha molto a che vedere con la vita civile. Ci sono alcuni aspetti anche evidenti come quello dei luoghi di culto, no? Che rappresentano effettivamente un diritto a volte non del tutto riconosciuto, ma poi certamente l'ambiente della scuola, l'ambiente dell'ospedale, l'ambiente delle carceri e quant'altri sempre di più in una società pluralista devono attrezzarsi da questo punto di vista.